Sataisile la saidra, sarebbero i mirtilli. I mirtilli che invece un arbatovo proprio a grande quantità perché la gna baron. La gna per me bien perché la bestia, caprioli, cervi, d'ivern, quando i lampadora magliò, i magliò la planta di sette mirtilli, di sette saidra. Essendo un pianta biennale perché vuol dire che fai i fiori e fai la bacca già del secondo anno. E allora noi la vien chi cresce, ma la bestia non magliò giusto il primo anno e allora fai un po' i bet me lo mirtilli. Le sconservavo a fresco, però poi conservò in smoano dai giorni, sempre il frigo gli po'. E allora viaggio usato per mingiò, diciamo la snarbatova anche 10 o 15 kg in giorno in persona e poi la facevo un po' di marmelato, se non le mangiavo parecchio, ma un po' di zucchero, senza niente, erano buoni, o la polenta, anche con la polenta erano molto buoni. La sanava in baron la giamengia, allora per la mese la sparciò, disegno tutta la famiglia e mi nascevano che a mia nonna a sto silon perché la viaggiò a Susan, si la viaggiò a 70 anni e poi, e allora montava a cavallo a lon, ma così sbuttava durante e mi sul chiur da rair di lon e mi dando attacciò a nos e usavo alla sarcia, da pe usavo alla sarcia, arbatò la saidra e nosaltres ero uccisi un po' con il mingiove e un po' con arbatò con nosaltres facevano calfries, arbatò e calfries e poi per non smandare giorni tutti i giorni gli arichina mingiò faceva la frutta tutti i giorni la sarbatò con la zampa la zampa, la zamaiusa sarebbero le fragole, le lamponi e fragole e in autunno si raccoglievano anche le nocciole, la suagna, sarbatava la suagna e quella la mangiavo per d'inverno, e poi la andavo alla pigna, ma da noi da pelle per andare alla pigna vencevano fino a dare la scietta. Dare la scietta allora ci poi sparcione la entrava da zombie e i parcioni la andavo ci dare la scietta uno o due montavo sul pignes che sono un baron grande e poi facevano la pigna e gli altri arbatavano chiusa e facevano la sacciò e poi la portavo a mesone a Bulusoni e la ribione in che calicini mangiava per tutto l'inverno ogni tanto faceva col fries. Faceva tutto parte dell'alimentazione, quella è una povera alimentazione ma intanto tutto serviva, tutto faceva quel poco.